Inaugurata ieri a Palermo in via Generale Streva, traversa di via Marchese di Villabianca, la nuova sede del patronato CAF Engal Cisal. A tagliare il nastro della nuova ed accogliente struttura il segretario generale nazionale della Cisal Francesco Cavallaro. Presenti il presidente nazionale del CAF Cisal Mario Miele, il segretario nazionale FIADEL Francesco Garofalo e il presidente nazionale del patronato Engal Cisal Rosario Costa. Alle inaugurazioni erano presenti ed hanno avuto parole di elogio nei confronti del sindacato confederale autonomo in grande espansione e crescita nel territorio nazionale l'assessore regionale Toto Cordaro e il deputato regionale Edi Tamaio, presenti i segretari provinciali e regionali di categoria e tanti simpatizzanti della Cisal. Palermo è l'inaugurazione in via Streva di un nuovo patronato. Ma diciamo che non si tratta del nuovo patronato, è la continuazione del nostro patronato che è l'Encal Cisal. Abbiamo deciso di ampliare ancora i servizi per stare ancora molto più vicini ai lavoratori e ai pensionati che ne hanno bisogno, perché da questo si contraddistingue l'organizzazione nello stare vicino ai problemi della gente. I problemi della gente sono tanti, cosa fa la Cisal? È un sindacato autonomo che sta davvero facendosi spazio rispetto agli altri sindacati. Ma noi abbiamo presentato sempre, ogni volta che siamo andati a tavoli governativi, le nostre proposte su cosa bisogna fare. Abbiamo sempre detto che bisogna partire dalla riforma, a fare una buona riforma sulle pensioni, perché sia la riforma Dini sia la riforma Fornero hanno massacrato i lavoratori. Abbiamo detto che c'è necessità di aumentare le pensioni, perché con le pensioni che in questo momento ci sono in atto non si può tirare avanti. Abbiamo detto che bisogna fare la riforma della pensione perché principalmente si rischia di avere sempre più poveri con questa nuova riforma. Abbiamo detto che per fare questo bisogna fare una buona lotta all'evasione fiscale, perché i dati di questo periodo ci danno, diciamo, uno specchio totalmente diverso, in quanto solo con il recupero dell'evasione fiscale potremmo fare 3 finanziarie senza incidere su niente. Molti lavoratori hanno perso la credibilità su determinati sindacati. Cosa sta succedendo a livello sindacale in generale? Ma dico che il sindacato deve fare il sindacato non deve entrare nei posti di potere, non si deve mischiare in queste cose, deve tornare a fare il vecchio sindacato come ai vecchi tempi, cioè stare vicino al lavoratore, ascoltare il lavoratore, perché ascoltando il lavoratore poi alla fine alcuni problemi si risolvono e si possono portare le istanze al governo per fare qualcosa di buono.